Allora, siamo con Riccardo Gresele, coordinatore per il Veneto delle banche del credito cooperativo, Riccardo Gresele della FISAC del Veneto. Riccardo, insomma, uno studio fatto con la Sapienza e la Mercatorum sul livello di stress dei nostri impiegati e anche quadri bancari. Cosa ne esce, Riccardo? Dal punto di vista proprio della significatività dello studio emerge una situazione nella quale si misura una situazione di stress di circa il 25% del personale, e questo è sicuramente un dato che ci mette in apprensione proprio per la commisurazione dell'assenza anche dal lavoro, proprio per stress da lavoro correlato, per cui è stato misurato che tanti colleghi, tante assenze sono proprio dovute a questa dinamica che identifica soprattutto nelle banche di credito cooperativo una criticità che abbiamo voluto analizzare in un contesto bancario dove questa situazione viene analizzata tramite uno strumento che non è dedicato al settore, è un questionario INAIL che poco si adatta a quelle che sono le criticità che sono emergenti in un contesto di lavoro di ufficio bancario, per cui abbiamo proprio scelto tramite la disponibilità della professoressa Manocci e del professor Latorre dell'Università Mercatorum e dell'Università La Sapienza un contenitore che fosse in grado di assolvere all'esigenza di misurare lo stress da lavoro correlato nelle banche di credito cooperativo, ed è emerso una situazione che va effettivamente oltre quelle che erano in alcune situazioni le percezioni di disagio che noi avevamo avuto parlando con i colleghi, per cui da questo punto di vista abbiamo la possibilità e l'opportunità di avere un dato scientifico, tecnico e certificato che ci mette in condizione di parlare con le aziende per provare a risolvere questa criticità che abbiamo visto essere un problema non solo per i lavoratori ma anche per le aziende che perdono i lavoratori per lunghi periodi di tempo.